Valdagno ha accolto così Leone e Francesco Nardon, padre e figlio di 64 e 21 anni, vittime della voragine del Ponte dei Nori che li ha trascinati nel torrente Agno in piena mentre si stavano recando a prestare servizio con la protezione civile per l'allerta maltempo. Centinaia le persone accorse a testimoniare il loro affetto e la vicinanza assieme alle autorità. La famiglia ha scelto di non far riprendere le immagini della cerimonia all'interno del Duomo di San Clemente, ma la voce di Don Luca Luisotto ha permesso a chi stava nel sagrato di seguire il rito. Leone e Francesco stavano andando a servire, stavano andando a prestare aiuto, diretti verso chi aveva più bisogno. Volevano esserci, volevano dare una mano, volevano donare il tempo, energia e vita. Oggi vogliamo dirvi grazie e vi promettiamo che il vostro stile, il vostro esempio continuerà a camminare con noi silenziosamente. Tanta la commozione composta in piazza. Gli amici e le diverse associazioni in cui i due uomini operavano hanno potuto esprimere la loro vicinanza con tanti messaggi. Ecco, spero che questa tragedia ci faccia diventare persone migliori. Ci mancherai tanto e ora, assieme a Francesco, veglia su di noi. Ciao Leone, ciao Francesco, grazie. Il vostro esempio di umiltà e generosità rimarrà per sempre nei nostri cuori. A seguire i feretri, la mamma, la nonna Anna e il nonno Antonio. Struggente il saluto finale di due figlie e sorelle che hanno visto strappati dalla loro famiglia il padre e l'ultimogenito. Da quando non ci siete più, continuiamo a ripeterci che potevamo anche darveli tutti, quegli abbracci che ci chiedevate e da cui noi scappavamo, che potevamo salutarvi ogni volta che andavate via e ci dicevate ciao 4 o 5 volte. Anche se ve l'abbiamo detto troppe poche volte e ora forse è troppo tardi, vi vogliamo bene. Anna e Giulia.